qualora dalle intercettazioni si dovesse percepire che c'è anche solo un dubbio, un sospetto da parte dei trafficanti sulla circostanza che il loro interlocutore non sia un trafficante a sua volta, una persona che ha intenzione di acquistare, ma un appartenente alla polizia, è evidente che l'operazione nell'ordine di priorità viene subito bloccata, perché non si può esporre a rischio serio per l'incolumità individuale, sia pure un coraggioso appartenente alla Polizia di Stato. L'uso delle intercettazioni in questo caso concreto sarebbe stato possibile se la norma in discussione in Parlamento fosse già stata approvata e in vigore? Formalmente sarebbe stata possibile, però sarebbero stati molto complicati e macchinosi gli elementi per proseguire le intercettazioni, nel senso che le proroghe, i provvedimenti avrebbero dovuto essere chiesti in origine e prorogati dall'autorità giudiziaria di Trieste, quindi con difficoltà logistiche, ma sarebbe stato molto complesso avere una serie di proroghe di 3 giorni chiedendole a Trieste, perché è di tutta evidenza che significa inviare i poliziotti un giorno a chiedere la proroga, il giorno dopo a raccattare l'eventuale provvedimento di proroga e il giorno dopo ancora a richiedere una nuova proroga, cioè una sorta di percorso navetta che, per carità, se la norma sarà quella, noi dobbiamo dire obbedisco e la rispetteremo, però sarebbe stato molto complicato da osservare. Qual è l'importanza di questa operazione per l'Alto Friuli? Come dicevo prima, sottrarre oggettivamente stupefacente alla disponibilità, evidenziare una potenzialità operativa che ha il Commissariato di Polizia di Stato di Tolmezzo, che è molto ragguardevole, e, ripeto, scongiurare la potenziale commissione di reati contro il patrimonio dagli acquirenti potenziali che, non essendo tutti in grado con attività lavorative lecite di procurarsi quanto necessario, avrebbero verosimilmente consumato reati di furto, di rapina, di ricettazione e quant'altro, perché è ovvio che la droga costa e costa non poco.